Bene, eccoci qua allora come sempre con il nostro appuntamento del Memento, la nostra rubrica per aggiornarvi su quanto, su delle tematiche che abbiamo già affrontato, e questa sera torniamo su una tematica che abbiamo affrontato più volte, cioè i PFAS, le sostanze perfluoroalchiliche. Sono ormai da tempo che ne parliamo, c'è un importante inquinamento delle falde acquifere che ha colpito il Veneto. Adesso c'è l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha ufficializzato che alcuni di questi PFAS sono cancerogeni sicuramente per l'uomo. Ermanno, si sapeva che facevano male chiaramente. Allora, su questo non c'è dubbio, perché gli americani se ne sono liberati. Abbiamo anche un film su questa questione dove c'è gente che è morta proprio a causa di questo elevato inquinamento. Gli americani le hanno praticamente spostate in Sud America, perché è importante che si inquini da un'altra parte e salviamo il territorio americano, e sono stati portati in Italia. Questo ancora all'incirca 50 anni fa. E naturalmente non ci sono regole, non ci sono leggi che tutelano in questo senso i cittadini italiani, per cui l'industria può produrre quello che vuole e buttare nelle falde piuttosto che nei fiumi qualsiasi cosa. E invece, come ho detto più volte, bisogna che ci sia una legge. Io metto in piedi una fabbrica di qualcosa, mi dici gli effetti finali dei prodotti che tu gestisci e dei residui eventualmente che tu rilasci, perché sennò diventa una questione veramente di sopravvivenza umana. Questo non è stato fatto in Italia, oggi ci troviamo con le falde inquinate, abbiamo dei costi elevati per rendere potabile l'acqua, va bene, e non si sa quando finirà questa questione, perché non è semplice. I PFAS sono una sostanza che è impossibile da eliminare, o si elimina fisicamente, ma sono molecole talmente piccole che passano dappertutto, inquinano dappertutto, si fermano soprattutto nelle falde, ma le falde non sono ferme, le falde si muovono, hanno una velocità che va verso il mare. Di conseguenza, se io metto i PFAS come succedeva al signor Marzotto che inquinava, i PFAS sono già arrivati a Padova, quindi non stanno fermi e continuano ad inquinare. Dove vanno, come fanno, cosa succede, non si sa. Bisogna andare pressappoco a tasto. Come eliminarli è praticamente oggi impossibile, salvo filtrare l'acqua. Nell'agricoltura il PFAS entra nelle piante, entra negli animali. Se abbiamo un allevamento agricolo e anche gli animali si acquistano, il PFAS non viene espulso, si deposita nei muscoli, si deposita nelle ossa, e naturalmente questo comporta un affaticamento dell'organismo e un rischio da parte dei cittadini. E di questo vogliamo parlarne, ma soprattutto abbiamo un ospite che ci chiarirà un po' meglio cos'è questo disastro e soprattutto la necessità, sempre che la politica, non parliamo di destra, sinistra, di centro, che la politica a 360 gradi ci dia un bel taglio, perché noi che siamo cittadini italiani abbiamo il diritto di bere l'acqua pulita e di mangiare la carne senza PFAS. Prego. Certo. Saluto e ringrazio per essere qua con noi la dottoressa Patrizia Corrà. Buonasera dottoressa Corrà, grazie di essere qua nei nostri studi, presidente dell'ISDE, i Medici per l'Ambiente di Padova. Ecco, voi dell'ISDE siete stati peraltro tra i primi a denunciare il problema PFAS. Sì, dottor Cordiano, Vincenzo Cordiano di Arzignano ha denunciato per primo, sì, ed è stato anche molto perseguitato per questo. Ha avuto non so quante convocazioni nel Consiglio di Disciplina della sua ASL, e dopo alla fine si è anche dimesso. E comunque sì, lui per il territorio, quando è stata scoperta, quando il CNR ha scoperto questa concentrazione anomala nella falda acquifera della zona inquinata, lui si è subito attivato e
E ha studiato la questione, ha denunciato, ha scritto a tutte le autorità sanitarie senza avere peraltro nessuna risposta. Questo siamo nel 2013, quindi 10 anni fa. Certo, quando ormai purtroppo l'inquinamento... Però l'inquinamento durava da molto, certo. Sì, perché la Miteni, la fabbrica era dagli anni 80 hanno calcolato almeno che ci fosse... Ecco, allora, dottoressa Corrà, come dicevo, ne abbiamo parlato spesso di questo inquinamento da PFAS, ma oggi, diciamo nelle scorse settimane, questa notizia, questa conferma della cancerogenicità di questi prodotti apre uno scenario completamente nuovo, cioè un'ufficializzazione, diciamo, del pericolo. Sì, si sapeva anche prima peraltro. Quello che è stato dichiarato cancerogeno certo per l'uomo è il PFOA, e il FOS, che è un altro composto molto diffuso, è stato dichiarato sospetto cancerogeno. Sono due composti che non vengono più prodotti dall'industria da molto sono vietati. In Europa sono vietati, sono stati vietati 5-6 anni fa e quindi non vengono più prodotti. Infatti ho visto che nelle pentole antiaderenti c'è scritto esente da FOA, però ci sono altri, cioè le FAS sono migliaia, decine di migliaia di composti che vengono tuttora usati anche nelle pentole antiaderenti e che quindi possono passare nei cibi, possono contaminare i cibi, eccetera, eccetera. E sono presenti moltissimi prodotti di uso comune, compresi molti imballaggi, compresi gli imballaggi anche per le sostanze alimentari, e quindi passano nei cibi, eccetera. Quindi questi due composti che sono adesso stati dichiarati, uno cancerogeno certo e uno sospetto, non ci sono più, però li troviamo ancora nell'ambiente, li troviamo nelle acque perché appunto sono sostanze molto stabili e restano nel terreno e nelle acque a lungo, anzi restano quasi per sempre, sono chiamati chimici per sempre, per cui li troviamo ancora questi composti, per cui il rischio non è passato. Certo, ecco, senta, Ermanno, abbiamo preparato un servizio che riassume un po' quella che è la situazione, lo vediamo assieme e dopo lo commentiamo. I PFAS sono cancerogeni. Le sostanze perfluoroalchiliche, quelle che conosciamo come PFAS, sono sostanze largamente usate per la produzione di prodotti di uso quotidiano e comune, dalle padelle antiaderenti all'abbigliamento impermeabile in Gore-Tex, gli imballaggi, gli schiume per gli estintori, i dispositivi industriali e per tanto altro. Bene, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha ora ufficializzato che queste sostanze sono sicuramente cancerogene. Che fossero inquinanti e pericolose per la salute lo si sapeva. Ora l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro dell'OMS ha completato la revisione della cancerogenicità per l'uomo di due sostanze della famiglia dei PFAS, il PFOA e il PFOS. Il PFOA è ora considerato ufficialmente un cancerogeno per l'uomo e posto nella categoria 1, cioè quelle sostanze sicuramente cancerogene per l'uomo. Il PFOS invece è stato per la prima volta classificato come possibilmente cancerogeno per l'uomo nella categoria 2B, e questo è il risultato della ricerca effettuata da un gruppo di lavoro di 30 esperti internazionali provenienti da 11 paesi diversi, pubblicata sulla rivista scientifica The Lancet Oncology. In Italia ci sono 1600 siti contaminati, in Veneto sono 3 le province in zona rossa, ma anche la Lombardia ha decine di comuni nelle cui acque potabili sono presenti questi inquinanti. 5 nazioni europee, Danimarca, Germania, Paesi Bassi, Norvegia e Svezia, hanno proposto di mettere al bando l'uso e la produzione di PFAS in Europa.
L'Italia però è ancora assente, malgrado il Veneto sia vittima di uno dei più gravi casi di contaminazione nel continente europeo. Da tempo si chiede alla nostra politica, al governo, al Parlamento e ai ministeri competenti di varare un provvedimento che vieti l'uso e la produzione di PFAS in Italia. Se non si fa qualcosa, la loro concentrazione è destinata a crescere, così come i loro effetti tossici. A causa della loro persistenza con l'inquinamento da PFAS, nessuno può considerarsi al sicuro. Recenti ricerche su persone esposte alla contaminazione sono state trovate tracce di PFAS non solo nel sangue, ma anche nella placenta delle donne in gravidanza, negli embrioni e nei tessuti. Le sostanze possono essere trasferite ai bambini anche attraverso il latte e non pensate che basti bollire tutto per eliminare il problema. Un'indagine preliminare di laboratorio effettuata dall'Istituto di ricerca sulle acque del CNR e da Greenpeace Italia ha rivelato che alimenti comuni come pasta o riso, se cotti in acqua contaminata da PFAS, possono diventare a loro volta fonte di questi inquinanti, sfatando quel luogo comune secondo cui l'ebollizione avrebbe ridotto la loro presenza. Ecco, insomma, no, abbiamo un po' riassunto quella che è la situazione, ma sono inquinanti persistenti che restano nell'acqua e poi anche seguono il ciclo dell'acqua, quindi possono evaporare e ce li ritroviamo nella neve, lo troviamo nei ghiacci artici, sull'Everest, così come nella polvere di casa, Armando. Sì. Ecco, adesso c'è anche il problema di come smaltire, ad esempio, i fanghi tossici, li vogliono bruciare. Ma non solo, ma sono talmente microscopiche queste particelle che non c'è, se io uso l'aspirapolvere, non vengono fermati dal filtro, se ne escono fuori dall'altra parte, per cui addirittura li metto in circolazione di nuovo. È diciamo un rischio che non è stato calcolato e, ripeto, quando un'industria lavora in una certa maniera deve anche prevedere che può creare dei sottoprodotti che possono essere tossici, come esattamente il PFAS. Ma il problema del PFAS è che non è come un veleno normale. Lo prendo, muoio, quindi causa-effetto è molto vicina e quindi ho una certa attenzione nell'usare determinate sostanze. Il PFAS agisce a distanza di anni, di conseguenza causa-effetto non è così importante, non è così presente, per cui la gente sottovaluta questa cosa. Prego. Sì, è vero questo, è verissimo questo. Tra l'altro è uscito adesso, da poco questo lavoro del professor Annibale Biggeri dell'Università di Padova sulla zona rossa, il quale ha dimostrato che nel giro di 33 anni, dal 1985 al 2019, quindi prima del Covid, ci sono stati più di 3.800 morti in più nella zona rossa rispetto a agli attesi cosiddetti che vengono calcolati sulla base di quello che succede nelle altre parti del Veneto. Insomma. È un dato statistico, insomma. Sì. E queste morti sono state, questi morti in più, quindi morti premature, insomma, sono state causate soprattutto da attacchi di cuore, problemi diciamo di cuore e di sistema circolatorio. Noi dobbiamo pensare che questi composti sono degli interferenti endocrini, cioè interferiscono col nostro equilibrio ormonale, che è un equilibrio estremamente delicato, rispetto al quale è come un orologio, insomma, e quindi interferire su questo equilibrio provoca danni in tutti i distretti del nostro organismo, però soprattutto il sistema cardiocircolatorio ne risente. Perché? Perché questi composti favoriscono l'accumulo dei grassi nel sangue, quindi colesterolo e trigliceridi, e questo è un fattore di rischio per il cuore. Non solo, poi anche interferiscono... Facilita l'infarto, sì, facilita il blocco cardiaco, sì, e anche l'ictus, perché interferiscono, lavorano anche sulle piastrine, cioè su queste
elementi del sangue che servono per la attivano coagulazione. le piastrine che creano e quindi creano dei coaguli, sì. Infatti si è visto, per esempio, anche durante il Covid, esatto, si è visto che c'erano più fatti, nella zona rossa sempre più fatti, diciamo, di tromboembolici, di trombi di embolie rispetto al resto del Veneto. E anche sempre durante l'epidemia del Covid si è visto, sempre il professor Bigeri ha rilevato che le forme gravi del Covid sono state più frequenti nella zona rossa, di più del 50%, quindi più del 50% rispetto al resto del Veneto. Perché? Perché il danno di queste sostanze si sviluppa anche nei confronti del sistema immunitario e quindi ci sono meno difese. Poi ci sono anche molti altri distretti che sono per coinvolti. Per esempio il sistema riproduttivo. Professor, mi pare che voi avete avuto qua anche professor, ecco, quindi sì. La sterilità maschile, la riduzione degli ormoni maschili, la riduzione della motilità e del numero di spermatozoi nei giovani. Adesso c'è un nostro collega di Vicenza, l'ISDE di Vicenza sta facendo un grosso studio sui giovani della zona rossa, sui maschi, diciamo, adulti, dai 19 ai 35 anni più o meno, rispetto appunto al problema, alla capacità riproduttiva, e finora hanno testato più di 900 maschi, quindi un lavoro molto grosso, quasi sterilità maschile, sì. E quindi naturalmente sì. Con tutte e nelle le donne problemi della gravidanza, problemi di patologie della gravidanza e problemi anche nel nascituro, perché aumento del basso peso, questo è stato verificato anche dalla Regione Veneto, aumento del basso peso alla nascita e rispetto all'età gestazionale, e problemi di sviluppo neurologico nei nati, nel feto e nei bambini. Nei bambini, ecco, nei neonati. Per semplificare per i nostri telespettatori, si univa la capacità coagulante del virus, sì, del con Covid, la capacità coagulante invece sì. dei PFAS, sì. Messe insieme, essendo una zona inquinata, la zona nostra sì. rossa più inquinata, aggravava ulteriormente quella che era la patologia, sì. diciamo la pandemia che si sviluppava sul territorio. Sì. Quindi quando c'è difficoltà di circolazione, la difficoltà di circolazione sì, ma non solo, però, non solo sembra, non solo, sì. anche proprio un effetto diretto sul sistema immunitario, perché per esempio è stato notato anche una minore efficacia dei vaccini dovuta all'inquinamento all'intossicazione da questi composti, quindi è proprio un attacco al sistema immunitario. Meno efficace il vaccino, di conseguenza l'effetto finale non è quello che ci si aspetta. Sì. Ecco, io vorrei però ai nostri telespettatori spiegare che ci sono vaccini e vaccini, perché c'è una sorta di cultura molto, diciamo, diffusa, però voglio dire, antivaccinale. Sì, per carità, e invece però ci sono vaccini contro i batteri che invece sono fondamentali, vaccini contro i virus che ancora devono essere messi a punto, sicuramente saranno migliorati, sono necessari, però naturalmente bisogna vedere, perché la scienza non è esatta, si comincia, si procede e poi si migliora, certo. E di conseguenza avremo anche vaccini di maggiore effetto. Certo, però in genere viene dato del vaccino, viene dato un indice di copertura, no? Che può essere, va dal 30 in genere, 30, 50, nei casi migliori 70-80%. E allora questa diciamo, copertura tende a i FAS interferiscono anche con questa, cioè quindi colpiscono proprio la capacità da parte solo nella zona rossa sono più bassi gli effetti dei vaccini piuttosto no, è stato verificato anche dagli americani questo, sì, anzi sono gli americani che hanno detto questo. Ho capito. Quindi in sostanza sarebbe il nostro sistema immunitario che non reagisce bene al vaccino, non produce gli anticorpi che dovrebbe produrre, perché ha questa interferenza, no? Questi composti sono molto mobili, ma come dire, tendono a occupare i siti
dedicati invece agli nostri ormoni e anche ad altre sostanze che ci sono normalmente nel nostro organismo, quindi interferiscono in questo senso, e quindi è un danno molto subdolo, perché se lei pensa cioè questo fatto dell'aumento dei grassi, no? Del colesterolo è un fattore abbastanza comune. E anche quindi aumento della pressione del sangue, dell'ipertensione arteriosa. È una cosa che molti hanno, giusto? Sì. Perché per le nostre abitudini di vita, eccetera, eccetera. Alimentazione sbagliata. Sì, sono in aumento nella popolazione. Sì. Ora, il fatto che queste cose vengono aggravate non si vede, non si sente, come diceva lei prima, no? Non è una causa-effetto, non è immediato. Non è immediato, agisce nel tempo. Certo. E non solo, ma è anche difficile da individuare, perché insomma appunto è un fattore comune, non è un fattore così raro. Insomma, no? Altre cose sono più rare, che vengono causate da questi composti. Un po' a volte si accumulano e questo va a intaccare la salute delle persone e va a intaccare anche la longevità. Certo, la speranza di vita diminuisce, soprattutto la speranza di vita in salute. Di salute, ecco, per cui cala. È giusto che naturalmente chi ha le redini in mano è la politica europea e la politica italiana, ed è giusto che si attivino molto rapidamente, perché già il danno è stato fatto. Non è che stiamo impedendo di produrre ancora, noi stiamo subendo quello che è stato fatto 50 anni fa, che sono ancora lì. Sì, adesso qui una cosa da dire è questa, a proposito del fatto che il FOA è stato dichiarato cancerogeno certo. Allora, per i cancerogeni è noto che non c'è soglia, non c'è quantità minima al di sotto della quale noi siamo sicuri. Quindi, siccome adesso noi nella Regione Veneto abbiamo un limite di 30 nanogrammi litro per l'acqua potabile, per il FOA, il minimo sarebbe di portarlo a 0, insomma. Certo. Ecco. E anche per il FOS. Allora, FOS e FOA attualmente nella Regione Veneto per l'acqua potabile hanno un limite di 90. Allora, 60 per il FOS e 30 per il FOA. Lì bisognerebbe portarli a 0 tutti e due. Insomma. Sono composti che sono proibiti, ma come dicevo si trovano ancora e sono molto comuni e si trovano nell'acqua potabile. E quindi insomma, il minimo che la Regione Veneto secondo me dovrebbe fare, e questo hanno chiesto anche le associazioni, la gente che vive, nella zona rossa, eccetera, il minimo è che lo portino a 0. Poi per gli altri FAS si può discutere, però almeno per questi... Gli spettatori prelevano l'acqua, la devono filtrare talmente bene che azzerano qualsiasi presenza dei PFAS. Questo è il concetto, perché chiaramente sottoterra non ci possono andare a toglierli. No, ma parliamo dell'acqua potabile. Dell'acqua potabile, quindi trattata. Siccome una parte dell'acqua potabile viene recuperata dal sottosuolo certo. e deve essere filtrata, quello che diceva lei, non al 30%, il 70% eccetera, ma al 100%, in modo tale che non ci fosse proprio la presenza dei zero, PFAS. Zero. Perché teniamo presente che il PFAS si deposita. Quindi ne prendo poco, ma a fine dell'anno ne ho preso tanto. Certo. Ecco, questo è uno dei concetti da spiegare. Certo. E poi, questo non facciamo pubblicità, ma purtroppo saremo costretti prima o poi di mettere dei filtri nella nostra acqua potabile, e questo è importante e ci sono, ma naturalmente ne parleremo più avanti. E i filtri ci sono già, si spera. Perché sì, altrimenti diciamo, sono messi male. È un filtro, purtroppo bisogna mettere un filtro casalingo in modo da avere la certezza. In questo senso lei diceva. Sì, il filtro no, ma casalingo. guardi, i filtri casalinghi non servono. Non servono per queste sostanze. Io ho trovato dei filtri che usano l'esercito americano quando vanno in zone molto inquinate, piuttosto che contagiate, eccetera, usano dei filtri molto, molto, molto efficaci. Naturalmente poi bisogna vedere come funzionano. Certo. Sì, perché non è detto. E poi soprattutto non è facile controllare, perché... Bene. Certo. Grazie del suo intervento. Bene. Torneremo sull'argomento perché naturalmente
il PFAS non se ne va e noi ne riparleremo, perché i telespettatori devono essere sempre informati sulla pericolosità di questo prodotto. E quindi è giusto chiedere che anche nell'acqua di Padova siano zero i FAS e FOS, almeno quelli. Ecco. E quindi è giusto chiedere per esempio all'azienda qui, alla Cegas APS, che pubblichi, che faccia gli esami, ma li fa, credo che li fa, e che li pubblichi, che li metta sulla bolletta, andremo così a chiedere, vediamo. La prossima volta andremo a chiedere, così magari invitiamo anche il direttore, così ci metterà tranquilli che stiamo bevendo acqua pulita. Ecco. Grazie alla dottoressa Patrizia Corrà, presidente dell'ISDE di Padova, sono i medici per l'ambiente. Adesso noi andiamo in pubblicità, torniamo subito e ci occupiamo di autonomia, un altro tema di cui abbiamo parlato spesso, ma che oggi registra un piccolo passo avanti. A tra poco.